C'era un pezzo di Padova, il cosiddetto ASCO, ovvero il più importante convegno mondiale dedicato alla ricerca e alla lotta contro i tumori, che si è svolto a Chicago, negli Stati Uniti. Innanzitutto lo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, il Merit Award, il premio indipendente per i migliori giovani oncologi di tutto il mondo, è stato assegnato a Francesca Battaglin, 33enne padovana di Abano, che qui vediamo con i suoi colleghi a Chicago. Specialista in tumori gastrointestinali, attualmente sta svolgendo un'attività di ricerca che le ha permesso di identificare una variante genetica associata al trattamento di chemioterapia in pazienti affetti da tumore del colon. E poi a Chicago erano presenti numerosi altri ricercatori dello IOV con ulteriori relazioni legate a importanti lavori di sviluppo. La Fondazione Città della Speranza invece ha finanziato uno studio europeo che è stato selezionato per il meeting di Chicago per l'impatto che avrà sulla cura dei pazienti ammalati di tumore. Si tratta del rhabdomyosarcoma, che rappresenta il 4% di tutti i tumori infantili, ha origine nel tessuto muscolare, può manifestarsi in qualsiasi parte del corpo. Lo studio ha riguardato 371 pazienti di età compresa tra 6 mesi e 21 anni. 6 mesi di chemioterapia e di mantenimento a basse dosi accrescono la possibilità di guarigione dei bambini. Questo è il risultato dopo circa 10 anni di ricerche, ottenuto grazie a uno studio coordinato dal professor Gianni Bisogno del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino dell'Università degli Studi di Padova, a cui hanno collaborato 14 nazioni europee.